BCC Veneta corre insieme all'atletica regionale. E così il vicepresidente dell'importante istituto di credito Leonardo Toson e il presidente del comitato regionale FIDAL del Veneto Francesco Uguagliati hanno siglato un accordo di collaborazione che legherà per gli anni a venire le due solide e radicate realtà del territorio veneto. Il fatto di poter collaborare con la FIDAL, noi di BCC Veneta, questa nuova realtà è nata dall'aggregazione tra Banca Patavina e la Banca di Verona e Vicenza, è un orgoglio, è un punto di partenza importante per essere operativi a livello veneto su quelle che sono le nostre finalità, che ricordo non solamente per la crescita economica del territorio, ma anche sotto l'aspetto della crescita sociale e culturale, per cui ben venga, è un inizio direi importante e foriero di immagino una grande soddisfazione reciproca. BCC Veneta è una banca che sta sul territorio, noi stiamo sul territorio con i ragazzi e con le famiglie e quindi questo è senz'altro un momento di un connubio che potrà avere dei risultati soddisfacenti per noi come sostegno per la nostra attività, ma ritengo possa esserlo anche per BCC Veneta, perché così potrà essere ancora più radicata sul territorio. 244 società, 25.000 tesserati e più di 350 manifestazioni organizzate ogni anno. È l'universo FIDAL Veneto, numeri straordinari che in BCC Veneta non sono passati inosservati. La logica inclusiva è quindi di mettere a fattor comune i valori che connotano FIDAL e BCC Veneta oggi e per il futuro, rappresentano uno dei punti di forza per le nostre comunità. Questo significa attenzione alle famiglie, attenzione allo sport che aiuta la crescita dei nostri giovani ragazzi e attenzione anche al futuro appunto delle nostre comunità. La cosa che è stata più attraente per un partner così importante è stato appunto il lavoro ramificato che noi facciamo sul territorio appunto col settore promozione, che è un po' la mission di FIDAL Veneto. Noi abbiamo numeri importanti in tutte le province e Banca BCC Veneta ha colto in pieno il nostro operato.